Andiamo a presentare quelli che sono i protagonisti del gruppo Ballare. Siamo qua dalla mia destra, lui arriva da quarto, un cavalloso, saluto al nostro polistrumentista Dozzo, ripeto, arriva da quarto Michele Degliana. La nostra lieta presenza femminile li arriva da Ospiti e stasera è scatenatissima, anche perché qua ha tanti amici, quindi ci tiene a fare una grandissima figura e soprattutto a mostrare quello che è la sua grandissima professionalità. Sempre presente la nostra campionessa della voce sarda, Lucia Budroni. Al centro del palco il nostro rullo compressore, il treno che non si ferma mai, i suoni più antichi della nostra Sardegna, per cui lui si suona la batteria, però lo fa in un modo antico, sembra quasi una percussione sarda, infatti la batteria è in formazione ridotta. Arriva da Ghilarza, un applauso al nostro Daniele Meloni. Con lui ormai è un pochino di anni, solo 8, stiamo lavorando assieme, stiamo girando la Sardegna lungo e largo e veramente ci stiamo divertendo perché vediamo che ormai il miscelarsi del canto sardo con lo ballo sardo sta dando buoni frutti, cioè la gente si sta divertendo e soprattutto riusciamo a far divertire tutta la gente con i balli e i canti della nostra Sardegna. Qua lui è venuto da molto lontano, il cuore della nostra Sardegna, e porta la sua grandissima dote e professionalità veramente qua col cuore alla corte. Un applauso al nostro maestro, il regista Roberto Fallo. Emanuele Bozzoni vi saluta tutti quanti, ringraziando ancora tutti i componenti del comitato organizzatore. Auguriamo a tutti voi buon ascolto e buon divertimento e, come dice sempre il gruppo, a ballare. Paghiamo festa a tumpare.